Oggi con gioia ricordiamo il nostro patrono San Giorgio Martire, che già nel IV secolo esisteva a Eliada, in Palestina, una chiesa sulla tomba di San Giorgio, meta di numerosi pellegrinaggi. Il culto del grande martire, come era chiamato, divenne popolarissimo in Oriente e in Occidente. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare pienamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E Supplico la grazia della Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigento Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ha unito la passione del Cristo Figlio il glorioso martire San Giorgio, per sua intercessione sostieni la nostra debolezza e fa risplendere su di noi la tua potenza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai 4 angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato
vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi. O Dio, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ti sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla agli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Carissimi, se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di chi vi perseguita e non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è nascosto che non sarà svelato, né di segreto che se non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dal carattere. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire l'agenda e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono posti per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi vorrete più di molti passi. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,
anch'io lo rinegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La festa del patrono ci porta innanzitutto a guardare alla nostra fede. Quando una comunità sceglie un patrono, c'è un motivo. E molte volte mi sono chiesto quale poteva essere il motivo per cui la comunità di Tempio ha scelto come proprio patrono San Giorgio. Questo patrono che è contro il male, questo patrono che è colui che ha sconfitto il drago, ma quel drago sconfitto è il drago di coloro che non volevano che si riconoscesse Cristo come il Signore e il Salvatore. E il Signore oggi ci dice qualcosa di particolare. Ci dice innanzitutto: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece me ne negherà davanti agli uomini, anch'io lo rinegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Riconoscere Cristo come il nostro Salvatore, ma non è solo riconoscerlo a parole, dire ci credo sì che è il Figlio di Dio, ci credo sì che è il nostro Salvatore, ma il riconoscerlo è il conoscerlo in mezzo a noi, nella nostra vita, è il viverlo come il Salvatore. E l'ultimo passaggio lo cogliamo dalla lettera dell'Apocalisse, dove San Giovanni Apostolo ci dice come un angelo a un certo punto dica: non devastate la terra del male né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Quel sigillo che è stato posto sulla nostra fronte il giorno del battesimo è il segno del nostro appartenere a Cristo, di essere servi di Dio. E nell'essere servi di Dio significa anche per noi avere lo stesso coraggio di San Giorgio, testimoniare col proprio sangue fino alla fine la nostra fede, la nostra espressione di amore per Cristo, che è il nostro Salvatore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, come il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sulle
Preghiamo insieme, diciamo: o Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché la Chiesa, piena dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, proclami e viva la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la fede, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché lo Spirito che muove e guida la Chiesa susciti vocazioni educative che aiutino i fratelli a realizzarsi secondo il progetto di Cristo, l'uomo nuovo, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della santità come primavera dello Spirito, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivono l'esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e delle opere della carità l'imitazione di Cristo uomo nuovo, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Padre Santo, guarda la tua Chiesa alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio. Vai che non ne manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. A te, nostro Padre, nostro Signore, pane e vino oggi noi offriamo sull'altare, grano viverai, vivo pane del cielo, cibo per nutrire l'alma fedele. A te, nostro Padre, nostro Signore, pane e vino oggi noi offriamo sull'altare, vino di verai, vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuore. A te, nostro Padre, nostro Signore, pane e vino oggi noi offriamo sull'altare. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione di lode che ti offriamo in memoria di San Giorgio Martire ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne adempimento di grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e eterno. A imitazione del Cristo Figlio, il Santo Martire religioso ha reso gloria al tuo nome,
e ha testimoniato col sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli dei deboli la tua potente e non il inermi, la porta del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, prendersi liberamente la sua passione, prende il pane del gatto e rispettò dire ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prende il calce del gatto e lo dire ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calce del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti i remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti apriamo, Padre, il pane della vita e il calce della serpente, ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, accolti nel servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordi, Padre, la Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nella memoria in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. E di tutti abbi misericordia, donna sulle parti della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Giorgio Martire e tutti i santi che in tempo che furono crediti, e in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te che Padre potente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace nei nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi da peccati sicuri da ogni momento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Cristo, che dei tuoi apostoli vi lascia la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace, Signore, sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo un segno di pace con il Dio. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
Beati, lievitati la cena del Signore, ecco l'agneggio di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dove carità e amore, qui c'è Dio, ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente. E armiamoci tra noi con cuore sincero, dove carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via dei liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio, dove carità e amore, qui c'è Dio. Corpo di Cristo. Amen. Se chicco di grano caduto in terra non muore in mano solo, se invece muore produce molto tutto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella festa di San Giorgio Martire ci hai fatto partecipare a questo sacro convito, memoriale della morte del tuo Figlio, fai insieme con i santi martiri, diventiamo preti della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo all'invocazione e rispondete Amen. Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giorgio Martire, patrono della nostra comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore che ha manifestato in San Giorgio Martire la forza innovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo di San Giorgio Martire ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona giornata.